I segreti del Canal Grande è il sesto libro di Alberto Tosofei, giornalista, autore ed esperto soprattutto di storie veneziane, che con questo nuovo libro, questa nuova guida molto speciale di Venezia, ci aiuta a conoscere di più una delle strade d'acque più belle del mondo. Sicuramente valeva veramente la pena di fare una descrizione del Canal Grande, palazzo per palazzo, chiesa per chiesa, campo per campo, attraverso le leggende, i misteri, le curiosità, ma anche gli aneddoti storici, e passando soprattutto attraverso tutte quelle figure storiche o meno storiche o leggendarie che nel corso dei secoli si sono affacciate su queste finestre e hanno fatto la storia della Serenissima. Il libro è diviso in due parti perché viene raccontata una sponda per volta del Canal Grande. Esatto, il libro si legge, diciamo, per una prima metà nella sua sponda de citra o de ultra, a seconda insomma da che parte si cominci, e quindi o su questo lato del canale, dalla parte di San Marco, o dall'altra parte. E poi può essere capovolto, semplicemente capovolto, e si riprende a leggere da dove si era terminato in qualche modo. Diventa un oggetto divertente, assieme al fatto che comunque ha decine e decine di storie. Davanti a noi sorge per esempio Cocina Tiepolo Papadopoli. Una leggenda vuole che vi abitasse una ragazza molto bella, una Tiepolo, della quale si era innamorato un Grimani. Girolamo Grimani, che però non aveva una sua abitazione, e il padre della Tiepolo gli disse che mai e poi mai avrebbe dato la mano di sua figlia a uno spiantato che non aveva una casa sul Canal Grande. E lui disse: ci pensò bene, e poi fece costruire Ca Grimani, che sorge praticamente di fronte a Ca Tiepolo, e la fece costruire con le porte, con le finestre più grandi delle porte di Ca Tiepolo, per dimostrare tutta la sua potenza. Alla fine si sono sposati? Alla fine sembrerebbe di sì, insomma, e comunque ci piace pensarlo. Alberto, questo libro è rivolto ai veneziani o a chi Venezia non la conosce? È rivolto a chi Venezia la ama, e quindi ai veneziani, a chi Venezia non la conosce e vuole conoscerla di più, a chi la conosce già e vuole saperne qualcosa di più e di diverso.